Volantinaggio al mercato per tenere alta l'attenzione sul caso della Berti di Tessera. Gli operai si sono ritrovati in mattinata a Mestre, da un mese non lavorano più. Quanti sono i posti di lavoro a rischio? Lì abbiamo 46 lavoratori diretti e poi ne abbiamo altrettanti indiretti che lavorano per altre ditte che sono interessate a questa chiusura. L'azienda che produce vetro, nonostante gli ordini e le commesse, continua a tenere i cancelli sbarrati. I sindacati hanno molti dubbi sulle reali intenzioni della dirigenza. Lì c'è ovviamente anche un problema legato alle aree che ci mettono dei dubbi. È un'area interessante perché è quella a fronte all'aeroporto, dove sono state fatte anche delle richieste a nostro sapere, insomma, di poter insomma, in qualche modo avere anche quel terreno. Quindi siamo di fronte a un'azienda che non sappiamo bene se ha intenzione di andare avanti con la produzione o se invece ha altri obiettivi. La CGIL chiede alla Regione di convocare urgentemente un tavolo tra le parti. Il lavoro sì, ci sarebbe, è un'azienda storica, un'azienda che ha 50 anni con un out molto importante. Noi ovviamente stiamo chiedendo da un mese e mezzo incontri istituzionali, abbiamo incontrato il Comune l'altro giorno, adesso ci attendiamo un incontro anche della Regione Veneto e del Ministero del Lavoro e soprattutto quello delle politiche sociali per tentare di capire poi come riuscire ad andarne avanti su questa vertenza.